sono arrabbiata, però ci sono rimasta molto male perché Due compagni di classe che, dopo essersi spintonati, possono scegliere tra nota e sospensione o dialogo mediato da altri coetanei. E questo è un esempio pratico di giustizia riparativa giovani, proiettato alle scuole presenti a Sant'Artemio nel giorno della presentazione delle prime esperienze di mediazione in diverse scuole anche della Marca, come le Stefanini a Treviso, il Liceo Alberto Mogliano o quello della Vittoria a Vittorio Veneto. Questa mattina erano presenti molti dirigenti scolastici incuriositi da questo percorso perché sta dando risultati importanti proprio nella risoluzione dei conflitti e nel far imparare ai ragazzi il dialogo. Una pratica utilizzata nella giustizia come percorso complementare per aiutare i detenuti. L'incontro con la persona che ha subito il torto gli permette di rivedersi in una prospettiva diversa, in una prospettiva di solidarietà. Ci siamo accorti qualche anno fa che c'erano delle dinamiche che vedevamo in carcere che assomigliavano a quelle che vedevamo fra i ragazzi a scuola e abbiamo visto che gli strumenti che la giustizia riparativa e la mediazione umanistica ci ha insegnato nei contesti penali portava dei frutti straordinari fra ragazzi, ma non solo, anche fra gli adulti che abitano le comunità scolastiche. Una pratica utilizzata da tempo in altre scuole europee. In Spagna ne sono partiti 15 anni prima, una scuola, l'Istituto Miralcamp di Villareal, con cui abbiamo collaborato per 3 anni insieme al comune di Sacile, ha ridotto da 52 a 2 le sospensioni in 10 anni. Segno che indurre al dialogo come alternativa alla punizione fa crescere la consapevolezza dei ragazzi anche su temi come il bullismo. Abbiamo voluto prevedere una serata aperta a tutta la cittadinanza il 24 ottobre alle 18:15 all'Auditorium di Santa Caterina proprio per presentare questo progetto che secondo noi non ha una rilevanza solo all'interno della scuola ma è utile nelle relazioni sociali. Quindi insomma potrebbe essere che in futuro queste competenze servono ad esempio a gestire i problemi di condominio. Assolutamente sì e non solo, diciamo, i problemi che nella quotidianità ognuno di noi si trova ad affrontare.